Sempre in gravi condizioni al Policlinico di Messina, il giovane 27enne di Favara, Pasquale Di Spinzeri, rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto ieri pomeriggio in Contrada Crocca, alla periferia del paese. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza nella città dello Stretto, stante le difficoltà dell'elisoccorso di levarsi in volo per via del forte vento che si è abbattuto nella giornata di ieri e che ha impedito il trasferimento in elisoccorso del 118. La decisione di trasferire Di Spinzeri a Messina è stata presa dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio, dopo che il ragazzo è stato trasportato d'urgenza subito dopo l'incidente. Il giovane è alla guida di una Fiat Punto dopo pranzo con destinazione San Leone, mentre percorreva il tratto di strada che congiunge Favara al villaggio Mosè, percorso sinuoso che alterna curve a tratti retti, ha perduto il controllo dell'auto, che è sbandata e finita in un terreno adiacente alla carreggiata. Il violento urto ha scaraventato fuori dall'abitacolo il corpo del giovane, che battendo la testa sull'asfalto ha riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto sono ancora visibili le grandi tracce di sangue. Subito il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Agrigento e da qui, come detto, a Messina. Della dinamica del sinistro si stanno occupando i vigili urbani di Favara ed i carabinieri della compagnia di Agrigento.